La stanza delle mele. I segreti tornano sempre a galla attraverso le leggende. Ecco, La stanza delle mele è il titolo del nuovo romanzo di Matteo Righetto, scrittore padovano veneto tra i più conosciuti. Edito da Feltrinelli, è un libro molto potente, un libro che ci parla di noi, della nostra storia, del nostro passato, ma con vincoli potenti al presente, oserei dire anche all'attualità. È una storia cupa ma non priva di speranze, una storia che Matteo, che è qui con noi, ora ci racconterà in sintesi. La stanza delle mele è la storia di Giacomo Neff, un ragazzino che incontriamo quando ha l'età di 11 anni e sogna di diventare un artista, uno scultore ligneo come i più grandi maestri che aveva conosciuto in Val Gardena e in altre vallate ladine. Però la sua storia è una storia tortuosa, faticosa, dolorosa, perché la stanza delle mele, che è quel luogo dove vengono conservati i pomi selvatici dal nonno, è anche il luogo dove lui finisce in castigo, non soltanto quello dove lui inizia a intagliare il legno e scoprire questo suo talento, questa sua passione. Tu racconti di una civiltà contadina ad alta montagna degli anni 50, una civiltà ultracattolica, severa, anche tormentata, è così? È così. Ho voluto con questo romanzo provare a scavare, immergermi anche nei lati più oscuri e meno retorici della montagna, che in fondo sono gli stessi di ogni civiltà rurale, di ogni comunità agricola, di provincia, di campagna. Anche nel resto delle campagne venete le famiglie erano patriarcali e le leggi dure e la vita faticosa, e quindi questo patriarcato ha sempre reso anche l'educazione dei figli molto severa. Questo ho provato a farlo in montagna perché negli anni 50 e quindi in età assolutamente pre-turistica, perlomeno pre-turistica di massa, chiaro che questi aspetti erano ancora più radicati nella società. C'è un episodio fra i tanti che colpisce Giacomo e che costituisce in qualche modo il tessuto connettivo del romanzo. In che termini vogliamo raccontarlo senza svelare lo scioglimento finale, che onestamente lascia molto sorpresi ed è veramente un finale ad arte? Beh, il fatto è un fatto spaventoso, orrifico, terribile, che Giacomo incontra nel Bosco Nero quasi subito, nelle prime pagine, quando il nonno lo manda a recuperare una roncola dimenticata lì al mattino. Ed ecco che Giacomo in questo Bosco Nero, sotto una grandinata, un violentissimo temporale di fine agosto, si ritrova di fronte a sé il corpo di un impiccato. E questo impiccato non si sa chi è, perché Giacomo fugge, ma rimarrà il mistero di tutta la sua vita. Nel tuo romanzo c'è un collegamento tra mari e monti, tra le Dolomiti del Fodom, l'area ladina del Col di Lana, di Livinallongo, di Arabba, e Venezia. È un collegamento anche fisico per mezzo dello stravedamento, quel fenomeno che ben conosciamo, che consente nelle giornate limpide di vedere la cima delle montagne, delle Dolomiti da Venezia, quasi cascassero addosso alla laguna. Sì, la distanza geografica non è poi così tanta, e effettivamente da Venezia con lo stravedamento e la Bora Bianca ci sono delle giornate in cui si possono vedere le Dolomiti, tutte le Dolomiti o parti di esse. Fodom è in realtà un'area geografica e culturale che è sempre stata riferita al Tirolo più che a Venezia, a differenza del Cadore. Però insomma siamo lì, in sostanza le frontiere sono labili, e devo dire che Venezia ha ancora oggi un importante collegamento, nonostante appunto tradizioni, lingue, culture e storie differenti. Però è chiaro che Venezia senza le montagne sarebbe nulla. Venezia si regge sugli alberi e sui tronchi degli abeti rossi e dei larici che sono scesi da quelle montagne, non solo da quelle cadorine. Matteo, questo libro ci dice molto sulla nostra storia, ma anche sul rapporto che i veneti hanno con la loro storia. Che tipo di rapporto è secondo te? Ma sai, parlando di storie familiari, di società, di civiltà rurali, mi viene da pensare che il rapporto con la nostra piccola e grande storia è un po' ambiguo e nasconde sempre dei chiaroscuri. Purtroppo si ricordano soltanto gli aspetti belli, nostalgici, che sono i cliché più retorici possibili.
spesso si dice si stava meglio quando si stava peggio. Beh, non è affatto così. Abbiamo dimenticato che nelle nostre antiche storie familiari e sociali c'era molta sofferenza, molto sacrificio e le relazioni non erano così idilliache ed educate come possiamo averle oggi. Insomma, non si stava affatto meglio quando si stava peggio.